L'imbattuta capolista Feldi Eboli supera il Vinomita di Petrarca e va più 4 sul Meta Catania che resta in scia espugnando il palo Olgiata dopo lo stop nel recupero di Pomezia. Frena il Napoli, terzo pareggio consecutivo, un punto ad Aversa contro un coriaceo Active. Non bastano i primi 2 gol di Riccardinho, un grande Benevento fa un mezzo miracolo con una super rimonta prima del pari definitivo delle così di Genzano. Ne approfitta la L84 Torino che batte la Came e aggancia il terzo posto. Il Palalavinium porta 6 punti ai ragazzi di Angelini, prima con la Meta e poi con il Pesaro. Torna al successo il Sala con Serina, col Paccio Pirossigeno Cosenza in chiave salvezza ad Avellino. In classifica Feldi Eboli 30 punti, Meta Catania 26, Napoli e così di Genzano 84, Torino 23, Roma 19, Sala Consegna 18, Pomezia 17, Came 15 col Petrarca, 12 la Sandro Abate, a 10 l'Active, Pesaro e Cosenza, a 9 il Manfredonia, a 6 il Benevento. Queste le sfide del prossimo turno. Si torna in campo nella giornata di martedì per il turno infrasettimanale. Active Roma, Pirossigeno Cosenza Pomezia, Manfredonia Napoli, Meta Catania Torino, Benevento Sala Consina, Pesaro Genzano, Feldi Eboli Sandro Abate. Su Sky Sport la sfida tra Came e Petrarca. Ugherani, Caruso in mezzo, passa il pallone e arriva il gol della Feldi Eboli con Calderolli. Liberty, il palo e gol. Subito invitato a calciare dalla panchina, poi la conclusione e arriva il gol del 3-0 di Ugherani. Sponda Pulvirenti, arriva Salamone e la Meta Catania avanti dopo 4 minuti e 20 secondi di partita. Al Catania adesso si trova sotto, palla persa, Pulvirenti recupera, si mette in ritmo, assist, Podda, il raddoppio di una Meta Catania micidiale, pensa al tiro, lo fa partire Sichera, la porta resta vuoto, Fortino, il pallone è entrato e la Roma ha accorciato le distanze di voglia, di cattiveria, credendoci su una palla che sembrava morta, sul controllo Salamone, Musumeci, Catania micidiale, Roma che però commette troppi errori. Isgro, Musumeci perde palla, Pulvirenti, Murato e poi Marceligno, Salamone, non è finita Musumeci, come se stesse giocando a tedesca, di petto. Turmena, 5-1 di una spietata, mortifera Meta Catania. Cibo di Ercolessi, Marceligno all'indietro, ancora Pulvirenti, Salamone, tocco sotto, doppietta, 6-1. Per capire anche un po' i risultati dagli altri campi, intanto il gol da parte dell'Active che la sblocca così con Amsa e con una indecisione di Bellobuono. Bolo, Borruto, la danza di Borruto che avanza, dentro il gol da parte di Babà che trova così l'1-1 su un'invenzione del Titi Borruto. Tenuto da Josema, arriva Lolo Suazo, De Oliveira fuori, Fusari sposta e calcia, Cristiano Fusari mette il primo gol del match. Marchesano detta in avanti, petto di Fantaselica tutto il tempo, sposta De Oliveira, Riccardinho con la punta, eccola la prima perla di R10 nella nostra Serie A, godiamocelo, 2-0. Lolo Suazo trova la diagonale e il gol che riapre il match. Ancora Murato, poi recupero alto, Riccardinho si presenta davanti a Marchesano e scava un lob dolcissimo alle spalle che gonfia la rete. Lolo inventa, bella palla, Titon va a terra, Bissoli, Titon sempre dall'individualità. Bolonnino 1-2 con Titon, Bolonnino, altra grande giocata del Benevento, dorme la difesa del Genzano. Lolo Suazo che è rientrato sul terreno di gioco, riparte Titon, salta Riccardinho, Titon al centro, 4-3, clamoroso al Pala Cesaroni, Lorenzo Guerra, scorre il tempo al Pala Cesaroni che prova a spingere i suoi, appoggio di Taborda, Riccardinho, Mancino, appoggio Micheletto a Bissoni. Prova a scavare il pallone proprio per la corsa di Ugas che ci arriva di testa. Ugas fa tutto benissimo.
Ci mette le mani bene Fior, poi palla sopra verso Murillo Schiocchè, calcia, rimpallo, Schiocchè! E Murillo Schiocchè a pareggiare i conti. Andrà invece Fortini, scarico per Cuzzolino, suonata, calcia! Gol bellissimo di Leandro Cuzzolino che respinge la transizione. Walex arriva alle sue spalle, Fortini, eccolo qua il gol del 3-1 dell'L84, lo mette giù e poi manda in verticale per Tuli, dentro da Fortini, ghiaccio per partita, Giuliano Fortini che mette dentro il 4-1. Diaz alza la palla, Carducci ci prova e la rete arriva al terzo minuto con Carducci. Prendere una palla fantastica e la serve a questo punto per Vidal che mette giù il portiere e Baroni accompagna dopo la deviazione. Ci aspettiamo sempre una sua invenzione. Diaz, il tiro che non lascia scampo a Inzaccaio ed insacca la terza rete. Può ripartire Canal che sbaglia, ne approfitta Arillo con Faticoso, guardate che triangolazione bellissima, ottimo lavoro quindi dei giocatori. Oh, guardate, Ronaldo alla fine trova uno spiraglio dopo la grande deviazione di Fiuza. Dudu addirittura in porta con l'aiuto del palo nell'ultima azione del primo tempo. Sfida Michelangelo, va forte Barrichello, deviazione di Mentasti, ha pareggiato subito. Bueno, sta arrivando Michelangelo, servito, sterza, calcia, destro incrociato vincente, torna ora verso il centro del campo, in buca verso Gattarelli, pallone delizioso, Gattarelli! Prova a servire Trentin, tacca verso Felippigno che trova il gol dell'1-0.